L'evento è di quelli importanti che propone la Fondazione Ferrovie dello Stato con la creazione del parco ferroviario a Porto Empedocle, un investimento di diversi milioni di euro in programma prossimamente al fine di rendere il sito più attrattivo da un punto di vista turistico, un'area di 46.000 metri quadrati dove saranno recuperate le antiche officine, capannoni ferroviari e si tramuteranno in caffetteria, biblioteca, sala conferenze multimediale, polifunzionale e museale. Un luogo tra la Scala dei Turchi e la Valle dei Templi. È soltanto l'inizio, l'ho detto già in qualche altra occasione, noi vogliamo immaginare qualche cosa di diverso per la collettività. Era un complesso industriale, adesso può essere un'ottima iniziativa di archeologia industriale per il territorio, ludoteche, sale conferenze, concerti, con alcuni abbiamo immaginato concerti jazz oppure esposizioni di macchine d'epoca, insomma mettiamo in moto un po' di energie del posto. Ecco, alle nostre spalle c'è la Torre dell'Acqua e vicino c'è un capannone. Ho saputo che anche questi due posti verranno recuperati e con quale destinazione? Allora, alla Torre dell'Acqua quel serbatoio è uno dei pochi che è rimasto, ce ne sono alcuni solo in Sicilia, nel resto d'Italia purtroppo sono stati sostituiti nel tempo da quelli in cemento armato, personalmente ritengo molto brutti. Quello invece è proprio bello, vedete pietra e acciaio. Invece la rimessa locomotiva che vedete più avanti ha delle capriate in metallo. Quello è uno degli esempi di edificio che vorremmo destinare a utilizzi diversi, più legati alla collettività. Quindi questo recupero che si farà sarà poi dato alla collettività? Sì, sarà messo a disposizione della collettività. Già io da subito ho immaginato, con alcune persone, associazioni che sono qui sul territorio, ho immaginato serate jazz o teatro Pirandello, dove lo vogliamo rappresentare se non qui? E quindi mettere delle sedie che noi metteremo a disposizione come fondazione, come rete ferroviaria, e un palco a disposizione di queste associazioni, di tutti quelli che vorranno, come dire, collaborare a questo recupero.